I Negrita, in tour sulla scia del successo di El Dorado, l'album più recente, hanno infuocato ieri sera anche il pubblico di Crotone. Dal vivo c'è ancora l'intensità rock che caratterizzava i primi lavori della band di Arezzo, che su disco si è stemperata amalgamandosi con le influenze sudamericane ormai fondamentali nella ricetta sonora dei Negrita. È il cantante del gruppo, Pau, a trascinare col suo carisma e il suo modo di fare il numeroso pubblico presente allo spettacolo, facendo sentire l'energia e il feeling che legano i componenti della band. Il loro successo nel frattempo è diventato internazionale. El Dorado, uscito in Italia lo scorso ottobre, ad aprile è stato pubblicato in Argentina e a breve dovrebbe arrivare nei negozi spagnoli. La musica dei Negrita è influenzata da mondi sonori piuttosto differenti: Africa, America Latina, Giamaica, Spagna, compatibili con il loro sound. E anche la lingua cambia, visto che la band si esprime in italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese. Per la magnifica serata bisogna ringraziare chi ha fatto sì che il gruppo si esibisse nella città pitagorica, l'assessore provinciale allo spettacolo Gianluca Marino.